good with them soft lips. Yeah, you know, word of mouth. Questo era quello che il mio collaboratore intendeva dire. Godetevi lo spettacolo, signori. Grazie ragazzi di essere qui a Limone. Stasera siamo in tanti, è importante, il 22 di settembre. Cosa posso dire? Posso salutare magari gli ospiti tedeschi, faccio io. Meine Damen und Herren, schönen guten Abend. Grazie. Hoffentlich Limone gefällt Ihnen, ja? Ich höre nichts. So ist besser, danke. Niente, io ringrazio tutti, ringrazio le autorità che sono qui stasera, ringrazio tutti quelli che hanno collaborato con noi e che hanno aiutato a questa serata e arrivederci tutti all'anno prossimo. Grazie a voi. Una sorpresa per lei. Sindaco, questo è un oggetto fatto non da un mobiliere ma da un falegname. È un orologio che metterà nel suo ufficio. Questo è a nome del Ferrari Club Milano e dei suoi soci. Un altro oggetto che hanno pensato da dare a lei, ma glielo consegniamo, ma sarà per tutti gli abitanti di Limone. No, la Ferrari diventa personale. Questo è un oggetto che lei metterà in vista nel suo ufficio in comune e poi lo potrà anche lasciare lì negli anni a venire. Questo è per lei da mettere in visione nel suo ufficio, anche se lei un domani lascerà il posto da sindaco, lo lasciamo. Roberto Vannò, Mario Quattropani, Antonio Castronovo. Grazie Mario, grazie Roberto, Antonio ed Enzo. E siamo arrivati all'ultima uscita delle ragazze in costume nazionale. Concorrente numero 1, Andrada Marina, classe 1997, tedesca. Ja, die Nummer 1 ist aus Deutschland sogar und ihr Name ist, ich habe die Brille nicht auf. Classe 1993, nazionalità italiana. So, die Nummer 2, Luana aus Italien. Iorio, classe 1991, nazionalità italiana. Numero 4, Asha L'Albarè, classe 1991, italiana. Lascia Nummer 4, Lascia Nummer 4. Ilaria from Italy. Number 11, Andrea aus Rumänien. Das war jetzt ein Gemischnummer. Andrea aus Rumänien. Alice
appunto in concorso, riguardatele bene, tutte bellissime, tutte Nel momento della numero 3. E chiudiamo la votazione con un'altra splendida bionda. Quindi scegli te, Lidiana, una domanda correlata ovviamente a una miss da fare. Passiamo la musica per favore. Allora, intanto buonasera a tutti. Allora, per me intanto è un onore essere qui con voi questa sera. Come miss scelgo la numero 4. Asha. Ciao Asha, la domanda che voglio farti, nel caso tu dovessi vincere, qual è la prima cosa che faresti? Continuerei a fare tutto quello che ho sempre fatto e in più le opportunità che voi mi potrete dare le seguirò. Via le fotografie, via il video, fate, scattate, divertitevi. Vorrei intanto ringraziare anche i nostri vigili che ci hanno permesso di entrare sempre nel parcheggio con le miss. Grazie mille, siete splendidi anche voi. Concorrente numero 1. Un applauso e una passerella per Anna di Televeneto ed è la concorrente numero... La numero 3, Jessica Iorio. Brava Jessica, complimenti. E anche l'applauso del pubblico, sesta classificata, il sindaco di Limone, per la nostra concorrente numero 5, Martina Invernizzi è la quarta classificata con il numero 15, defile anche per lei. Premiata dal dottor Aldo Ferruccio Longo. Produttore televisivo, anche per voi una foto in centro palco. Sergio Bellu, ferrarista ufficiale del Ferrari Club. Due baci e una fotografia di rito in centro palco. Della finale nazionale, la vincitrice Ilaria Martino, la nostra Miss Ferrari 2012. Incoronare il patron, un applauso alla vincitrice. Siamo insieme alla vincitrice. Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Ilaria Martino, vengo da Roma e ho 17 anni. I tuoi progetti futuri? Beh, inizialmente sono allo studio e adesso non si sa. Speriamo per un futuro come modella o fotomodella, quello che si può avere. Grazie, ciao. Ciao Lidiana, ciao amici di Scoop Eventi. Se vuoi presentarti al pubblico a casa che non ti conosce, tu sei Roberto e cosa ti occupi? Allora, io mi occupo a 360 gradi di eventi, organizzazione eventi, sfilate di moda, concorsi di bellezza, casting cinematografici. Sono da poco è stato eletto responsabile area nord a livello nazionale di una società importante che è Cinema Set, che sono coloro che hanno dato una parte di un film che ovviamente uscirà al cinema, che produrremo appositamente per la nostra Miss Ferrari. Sono appunto il responsabile, mi occupo dell'area nord, dei casting e delle produzioni. I primi casting della prossima produzione nostra, che è un film che uscirà appunto al cinema con Jean Real di regista e si chiama Midway.
Allora, questa splendida ragazza gli aspetta sicuramente una parte all'interno del nostro prossimo film in produzione, quindi entrerà con i primi passi a far parte del set cinematografico insieme a personaggi famosi di fama appunto nazionale e internazionale come Sandra Milo, Francesca Rettondini e molti altri che hanno già partecipato in nostre produzioni. Bene, allora noi ti ringraziamo, intanto grazie mille per avermi ospitato qui con te questa sera. Ringrazio io voi per essere venuti qui stasera e per aver portato la vostra trasmissione magnifica e la vostra televisione qui a Limone sul Garda. Non mancheranno le occasioni per continuare a collaborare, quindi ci rivedremo e in bocca al lupo Lediana per la tua trasmissione, che abbia sempre più successo e che diventi una trasmissione nazionale. Io qui da Limone di Garda vi saluto per Miss Ferrari 2012.